Con Stefano Casellato, presidente di Acqua, uno dei primi tour operator in Polesine, ma non solo, anche nella vicina Emilia, che porta da anni i turisti nel Delta. Questi 3 giorni di giugno, ha portato migliaia e migliaia di persone. Dal vostro punto di vista è stato un successo? Siete stati contenti? Cosa si poteva migliorare secondo lei? No, direi che è andata molto bene come ultimo ponte primaverile. Abbiamo avuto ponti di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, che sono stati straordinari, e poi abbiamo chiuso in bellezza con questo ponte. Sicuramente le previsioni meteo ci hanno un po' condizionato, soprattutto nella domenica, però tutto sommato abbiamo avuto dei buoni numeri in tutte le escursioni, in tutte le visite del territorio e anche nei musei che per l'occasione erano aperti durante il ponte. Ecco, l'ultima volta che ci siamo sentiti era il post-Covid e le dicevo stiamo arrivando a regime. Siete arrivati a regime rispetto al 2018-2019? Non ancora, però dai, i numeri sono abbastanza importanti e credo siano cambiate alcune cose da prima della pandemia al dopo pandemia. Sicuramente i viaggi di gruppo saranno molto meno, come le scuole, come tante altre attività aggregative saranno meno anche in futuro. Abbiamo però avuto la consapevolezza che il Delta è diventata una realtà turistica e una destinazione turistica. Tantissimi singoli, famiglie partecipano ormai a tutte le escursioni che proponiamo i sabati e domeniche. Quindi se da una parte abbiamo avuto qualche gruppo in meno, dall'altra parte diciamo che i singoli visitatori hanno colmato un po' questa mancanza, se vogliamo dire così. Ecco, questo è un turismo, il nostro turismo del Delta, fondamentalmente slow, lento. Turismo lento vuol dire piste ciclabili, vuol dire anche piazzoli di sosta per camper e non solo, quindi tante cose che in questo momento mancano, oppure si sta muovendo anche la politica per questo e voi siete fiduciosi come tour operator? Allora, ad oggi tante cose ancora manchiamo alcune strutture come le ciclabili, o ci sono a metà o ne abbiamo che non si possono utilizzare. Questo è un altro grosso problema. Spero che da qui in avanti, anche con l'utilizzo, da come pare, di alcuni dei fondi legati al PNRR, si possa arrivare al completamento di queste ciclabili, a riunire dei paesi, a fare in modo che il cicloturista possa veramente pedalare su una ciclabile. L'ultima domanda, secondo lei si arriverà a un parco unico, visto che lei tra l'altro è tour operator sia nella parte emiliana che nella parte veneta, oppure lo auspicherebbe? Lo auspichiamo e non lo so se ci si arriverà, devi chiedere altri.